diretta, ma dobbiamo mettere. Ciao, buongiorno a tutti cari amici, dobbiamo far partire il conto alla rovescia. rovescia. Siamo un pochettino arrugginiti. Dai, facciamo. Buongiorno cari amici, siamo tornati, sono un po' dimagrito, allora c'è più spazio sia per il civile che per il mio corpo. Buongiorno. Buonasera a tutti. Cosa puoi raccontare ai nostri amici? Beh, come vedete abbiamo ripreso le dirette anche insieme da questa settimana, quindi a proposito di dirette vi ricordo gli appuntamenti prossimi, quindi se non riusciamo a rispondere alla vostra domanda gratuita questa sera avrete altre opportunità. Gli appuntamenti infatti nell'arco della settimana sono fissi, martedì e giovedì. Il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19 saremo prevalentemente insieme, fino a quando insomma sarà possibile continuare la diretta in modo congiunto. Bene, cosa puoi raccontare ai nostri amici? Beh, ai nostri amici racconto che hanno modo e possibilità, se ancora non ci conoscono, di trovare molto materiale che abbiamo divulgato gratuitamente nei nostri canali YouTube, ma e anche nel sito del Capitano, che è attivo dal 2015. www.ilcapitano.altervista.org. Per chi vuole scaricare gratuitamente almeno 20-25 book di radionica, radiestesia, magia e chirologia, cioè lettura della mano. Esatto, trovate infatti tutto questo materiale distribuito all'interno del gruppo, del sito e ovviamente potrete scaricare e applicare da subito tutti i suggerimenti e gli strumenti che sono disponibili e raccolti all'interno di queste dispense sul sito. Se avete dubbi su come usare correttamente il vario e tanto materiale che troverete sul sito, potrete appoggiarvi anche alla visione di quelli che sono i video che abbiamo registrato nell'arco degli anni a spiegazione, sostegno e supporto di quello che sono appunto questi strumenti. Quindi cercate nei nostri canali YouTube, cercate nelle varie playlist che sono raccolte e organizzate per argomento, quelli che sono le nostre spiegazioni per la radionica, la radiestesia, quindi se amate queste discipline troverete moltissimo materiale, non solo per intervenire da subito, ma anche di teoria, di pratica, ritualistica, astrologia antica. Ho anche sul mio canale per esempio letto alcuni libri di esoterismo, quindi trovate veramente moltissimo materiale. Ma non solo, ci trovate anche sui canali, sui gruppi Facebook, i casti sacerdotali, dove siamo quasi 830 e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Siamo 3.000, lì abbiamo 3.000 amici. E più amici, da cui tra l'altro questa sera stiamo trasmettendo in diretta. Trasmettiamo in diretta congiuntamente da 3 canali, quindi in questo momento voi magari siete collegati da un canale, ma contemporaneamente a questo ce ne sono altri 2. E per questo vi invitiamo a non scoraggiarvi se vi sembra che vi abbiamo saltato o se noterete delle difformità tra quelli che sono i commenti che leggiamo noi e quelli che vedete voi, perché dalla piattaforma da cui trasmettiamo arrivano direttamente da questi 3 canali in modo contemporaneo, quindi voi magari vedete solo quelli che sono nel vostro gruppo, nel vostro canale. Allora, vi ricordo che questi spazi sono dedicati alla lettura gratuita delle sibille, ciascuno ha la possibilità di ottenere una risposta in modo gratuito. Per ottenere una risposta è necessario formulare una domanda precisa, indicando il vostro nome e la vostra data di nascita, l'argomento su cui volete che si guardi
con le sibille. E quando dico l'argomento non intendo amore, lavoro, salute, fortuna, intendo una domanda precisa, mirata. Quindi se per esempio vi sta a cuore l'argomento lavoro, allora scrivete se siete disoccupati in cerca di occupazione, oppure se state preparandovi per un concorso, o ancora se avete rapporti difficili nel posto di lavoro dove già prestate servizio e cercate altro, quindi o quello che è. Date più indicazioni possibili affinché anche la risposta sia il più preciso e mirato possibile. Esatto. Se per esempio la domanda riguarda il vostro rapporto con un'altra persona, allora sarà necessario indicare anche il nome e la data di nascita di questa persona, proprio perché le scie energetiche sono importanti per riuscire a darvi una risposta quanto più attendibile ci sia possibile. Bene. Che più? Cosa posso dirvi? Beh, ovviamente noi abbiamo anche dei prodotti nella nostra pagina commerciale, e ad esempio l'albero sefirotico, che è un amuleto che, diciamo, in quei tempi che corrono sarebbe ideale. Sì, sarebbe buono avere un talismano di protezione più che un amuleto. Qui siamo veramente oltre, perché l'amuleto attinge da quello che è il significato di alcuni simboli o oggetti, per esempio il quadrifoglio, l'elefantino, una mano. Questi sono amuleti, mentre un talismano è lavorato in modi molto più sottili e ritualistici. Qui per esempio il nostro albero sefirotico, intendo il nostro ciondolo, l'albero sefirotico fa parte della tradizione cabalistica, quindi appartiene alla Cabala e ai cabalisti, però questo simbolo così importante effettivamente apre delle possibilità che normalmente non necessariamente tutti possono arrivare a questi influssi, a queste forze. Sono le forze della creazione, sono le forze delle varie schiere angeliche che la Cabala e la tradizione cabalistica hanno approfondito, divulgato e spiegato per come effettivamente si muovono e le qualità che ciascuna di queste Sefirot sono in grado di apportare nella nostra vita. Quindi già solo per i simboli impressi e incisi sul ciondolo questo ha un valore straordinario. Ad aggiunta è stato lavorato tramite onde di forma e tramite la radionica e la radiestesia, quindi caricato di una serie di programmi difensivi di protezione, da una parte, quindi una protezione occulta ma anche fisica, via via su ben 9 livelli differenti di protezione, ma anche programmato perché vi porti il maggiore equilibrio, beneficio, quindi i ricorpi sottili, l'aura, i chakra, i meridiani, un riequilibrio anche del magnetismo. La gente sottostima l'importanza di un buon livello di magnetismo personale, che è preposto per il recupero fisico delle energie, per l'equilibrio psichico. Quindi il magnetismo è un programma caricato su questo ciondolo, così come su questo ciondolo è caricato anche un piccolo talismano di Giove, quindi per propiziare. Giove è straordinario per quello che è la fortuna, tanti lo conoscono proprio per questo, pochi sanno che Giove è eccellente anche per la protezione, ma anche per le opzioni, le opportunità superiori, di natura superiore. Quindi per esempio l'amore, sì, non solo quello carnale, ma l'amore spirituale superiore, l'amore universale, la conoscenza superiore. Quelli che conoscono hanno un po' di infarinatura di astrologia, sanno che effettivamente Giove è reggente di Sagittario e Pesci, e quindi è, come dire, la connessione con i mondi superiori o la coscienza espansa, quindi l'apertura a quello che è il mondo della legalità, della giustizia, ma anche della filosofia, della spiritualità. Diverso ancora il contributo di Nettuno, ma non è questa la sede. E poi parliamo anche dei sigilli
Esatto, i sigilli sono un altro straordinario contributo di cui ci occupiamo. I sigilli sono interamente lavorati ed eseguiti da noi alle ore magiche giuste, con gli influssi planetari più adatti, e vengono soprattutto studiati per la persona, nel senso che voi potete restare magari affascinati da un sigillo e dalle sue proprietà. Su internet non manca di sicuro modo di andare un po' a curiosare cosa sono i sigilli salomonici e di cosa si occupano. Fanno comunque sempre parte della tradizione cabalistica, sono sempre quelle le forze che sono già racchiuse nel ciondolo che avete visto poco fa, ma queste sono più mirati, nel senso che ogni sigillo è rivolto a poche e precise intelligenze divine che hanno uno scopo, dei compiti simili e precisi, mirati. Quindi, per esempio, nel panorama di Giove, qui vediamo uno in sovraimpressione. Questo è preposto per portare giustizia, per portare il superamento di conflitti, ma anche per portare la protezione e la difesa alle persone che lo indossano. Quindi è uno straordinario simbolo comunque anche di prosperità, di realizzazione. Ma ce ne sono moltissimi altri che chiaramente vengono individuati in base anche allo studio della data di nascita, proprio perché nascono per apportare quel contributo che è deficitario al momento della nascita. Vale a dire, chi ama l'astrologia, l'ho nominata poco fa, sa che ciascuno di noi nasce, ma anche altri immagino che nel tempo l'avranno compreso, nasciamo tutti sotto l'influsso di alcune influenze planetarie, conformazioni planetarie. Queste conformazioni, in base a dove si collocano, alle case e a quali aspetti formano, effettivamente possono essere più o meno favorevoli. È chiaro che se abbiamo delle situazioni astrologicamente difficili, come le superiamo? Non è sempre facile, e i sigilli vengono proprio a dare questo contributo. Quindi a partire dallo studio della data di nascita si vanno a portare dei correttivi, proprio andando a richiamare quelle forze che al momento della nascita sono problematiche. Lo stesso, per esempio, invece per voler propiziare qualcosa, pur avendo magari condizioni planetarie favorevoli, siamo comunque sempre soggetti al moto dei pianeti, che non stanno certo fermi per come quando siamo nati, quindi continuano a muoversi e ciclicamente possono, pur avendo noi per esempio una posizione di Giove benigna, magari nasciamo con un Giove in seconda per esempio, quindi ci garantisce sempre un ombrello positivo a livello economico, però a volte poi si va a piazzare un Saturno contrario, un Marte che parte in quadratura, quindi ci sono comunque sempre aspetti un po' complessi che possono essere mitigati e migliorati proprio dai sigilli. Altra storia, i sigilli di Mosè, molto più antichi dei sigilli salomonici. I sigilli di Mosè si rivolgono a un'intera schiera planetaria o potremmo dire un'intera schiera angelica, proprio perché più o meno possiamo dirlo in termini diversi, ma di questo si tratta. Quindi i sigilli di Mosè permettono non solo di lavorare con poche precise intelligenze come quelli salomonici, ma di avere a che fare con, o comunque aprire un canale con tutta una schiera angelica, quindi il poter raggiungere non solo uno o due compiti del sigillo salomonico, ma tutti i compiti che provengono da quell'influsso planetario. Quindi c'è un potenziale molto più ampio e non per niente la lavorazione è anche più complessa e di conseguenza anche i costi. Ma per quanto riguarda questo vi invitiamo ad andare a visitare il nostro sito, la sezione shop, vi ricordo www.ilcapitano.altervista.org. Adesso direi di cominciare a dare... per finire, proprio per chiudere il cerchio del pippone, diciamo... Se ancora non ne avete avuto abbastanza di sentire di Kabbalah e tradizione cabalistica da parte della Hilde, allora bene, vi do il colpo di grazia con la ritualistica salomonica e ermetico-cabalistica, della quale ovviamente ci occupiamo il Marietto e la sottoscritta. Vi ricordo comunque sempre che ogni rituale è commisurato in proporzione alla situazione che state vivendo, quindi si va a studiare con un consulto professionale e preliminare, quindi si guarda quali sono le reali condizioni che
creano difficoltà in quello che state magari vivendo e su cui volete intervenire, e di conseguenza si va a scegliere quale intervento fare, per quanto tempo e in che modo combinare eventualmente più interventi, più rituali diversi, perché come ben è osservabile nella vita, le condizioni che a volte si vengono a creare nelle esperienze, nei nostri vissuti, sono varie, cioè sono diverse, combinate fra loro. Magari c'è la persona che vi dà noia, ma c'è anche qualche altra situazione che va a complicare ulteriormente la faccenda, magari allontanare una persona o rivolgersi verso qualche altra attività, propiziare delle altre aperture, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo che dipende, ogni storia è a sé e quindi viene analizzata e si va a guardare qual è l'intervento ideale. E dopo il pippone della nostra Illy, per quelli che hanno retto, per quelli che hanno retto, passiamo subito a una bellissima domanda di una nostra amicizia che conosciamo già, da Milena Giovanelli. Allora, Milena, noi vediamo che sei tu da quello che hai scritto nel testo, ma non dall'autorizzazione che evidentemente non hai dato a StreamYard. Quindi ricordo come si fa anche alle altre persone che dovessero arrivare dal nostro gruppo Facebook. Se siete nel gruppo, prima di entrare nella sezione video di Facebook e quindi prima di entrare nella diretta, lì dove siete nel gruppo, dove vedete il nostro post che appunto annuncia la diretta, cliccate il link in azzurro www.streamyard.com/Facebook. Cliccando questo link si apre un'altra pagina e in questa pagina dovrete confermare l'autorizzazione. Una volta che avrete fatto questo, potrete chiudere questa pagina che si è aperta, tornare dal gruppo dove c'è la finestra della diretta, quindi il post che vi annuncia la diretta, entrare nella diretta. E così siamo sicuri che vedremo l'utente. Questo è un pippone successivo. Bene, adesso partiamo con le sibilità. Facciamogli fare qualcosa a questa Illy. Vai Illy. Allora, Milena, vuole sapere Milena, cosa vede in prossimi 15 giorni cambia qualcosa a livello lavorativo, c'è tanta attesa tormentata, però c'è un po' certo la fortuna è in ritardo, ma c'è, non è c'è, vediamo Milena, un po'. c'è. Fortuna, vediamo qui. Vedo che è un po' tesa, militare, c'è qualcosa a livello di... La Milena dice, non so cosa ho fatto. Però, come vedi, ancora non guardiamo un po' le nostre Mili per i allora, prossimi 15 giorni. 15 giorni, quindi un tempo molto preciso, e le sibille effettivamente ci spiegano che partiamo da una situazione che sicuramente ti vede un po' esasperata, sei stanca, probabilmente vorresti delle cose che non riesci ad ottenere, c'è particolarmente sconforto, quindi però ci sono anche delle cose che si stanno muovendo nel passato, perché abbiamo comunque questo per esempio è una carta che ci mette alla prova per quello che possono essere verifiche, ma anche situazioni amministrative. Quindi se tu lavori effettivamente in questi settori o stai orientandoti in queste direzioni, sicuramente è stanca, apre proprio ammalato, quindi è stanca anche di tutto il pregresso. Però ci sono delle belle notizie che stanno arrivando, quindi vediamo o che sono giunte di recente. Vediamo che effettivamente giovane fanciulla, amore, nemico militare, ci apre qualche opzione, qualche possibilità. Adesso probabilmente potrebbe anche trattarsi di effettivamente una donna più giovane, una figlia. Io non so se hai in mente o se stai
facendo qualcosa in quella direzione, ma c'è un invito a fare attenzione. C'è qualcuno che non ha delle bellissime intenzioni in questo momento, quindi se stai lavorando con altre persone probabilmente devi stare un po' in campana, perché qualcuno controlla il tuo lavoro, qualcuno potrebbe avere in mente qualcosa che tiene per sé, oppure qualcuno può aver annusato che tu hai in mente qualcosa, quindi meglio un approccio soft e molto neutro, diplomatico in questo periodo, perché comunque c'è una combinazione un po' forte, non grave, ma comunque che ti sprona a mantenere un atteggiamento, come dire, saldo, ok? Allora, attenta ancora, perché è vero che qui c'è, come dire, da guardarsi un pochino le spalle, ma il vero problema viene più avanti, quindi compare una nemica, probabilmente c'è già qualcuno che nell'ambito lavorativo hai compreso essere un potenziale problema, ma questo problema si accentuerà nei prossimi giorni. Quindi è vero che stiamo interrogando le prossime 2 settimane, quindi una quindicina di giorni. Siamo lì, fai attenzione a qualcuno che potrebbe tramare nell'ombra. Abbiamo già visto queste 2 carte che ci annunciano qualcosa, e qua poi probabilmente con l'occasione giusta colpire. Fai attenzione anche che nessuno venga a sapere cose tue che possa usare poi contro di te, perché qua c'è anche la carta della falsità, quindi qualcuno che potrebbe cogliere delle cose e usarle poi a proprio vantaggio. Quindi mi raccomando, attenta, perché è un passaggio tra qua e il prossimo periodo un po' delicato. Di fatto, se tu stai aspettando notizie riguardo un potenziale trasferimento, qualche conferma, l'arrivo di magari del denaro, oppure qualche situazione su cui conti che avvenga un cambiamento, non è ancora. C'è la carta del dispiacere in chiusura, e quindi questi ambiti potrebbero causarti ancora delle frustrazioni, oppure la risposta che aspetti non essere del tutto favorevole nei tuoi confronti. Quindi ancora non ci siamo. E l'esito, insomma, Milena, sembrerebbe proprio che qualcuno si muova in modo poco pulito, poco trasparente nei tuoi confronti. Cioè, come vedi, probabilmente un collega più giovane o un collaboratore, un subalterno. Il domestico in genere, rispetto l'interrogante, è qualcuno con una posizione inferiore, ma potrebbe essere anche di un'età inferiore. Quindi fai attenzione, perché c'è qualcuno che sembra che voglia rubarti qualcosa. Sì, qui potrebbe crearsi una situazione anche di rottura con questa persona, proprio perché vedi, è come se cercasse di portarti via qualche occasione, qualche situazione che in realtà magari è diretta a te. Quindi insomma, non è il massimo, attenzione a questi prossimi 15 giorni un pochettino impegnativi. Allora, bene, raccogliamo a questo punto le sibille e vediamo che c'è Tania del 75, 12 agosto 75. La nostra Milena ringrazia. Prego. Quindi in campana, Mili? Attenta a questi 15 giorni. Allora, Tania, prima di tutto rispondi se ci sei, se sei presente, perché sennò è inutile che rispondiamo. Vediamo un po' se Tania c'è. Aspettiamo un attimino, la nostra Tania che ci fa la domanda. Miglioramento economico. Tania, se ci sei, scrivi ci sono, così che possiamo vedere che tipo di investimento è stato fatto. La Lucky ci saluta, ciao Luci, e anche la Michela, ciao. Beh, la Tania penso che non c'è, quindi avrà messo la domanda e poi sarà sparita. Bene, ok, cari amici, penso che le domande
sono finite per questa sera. Vi invito ancora all'appuntamento per settimana prossima con la nostra Esatto, Hilde. vi ricordo che martedì alle 21:15 sarò nuovamente disponibile. La Lucy chiede se può fare una domanda. Le Le rispondiamo al 7:30 supervolo? ho Sì, sì, lo con so. quella Allora, alle società, perché 19:30 ha un io consulto sono importante, quindi veloce a scrivere, Dai, visto Lucy, che fai una domanda importante, la va. Tania ha scritto e ha nascosto la mano, ha gettato Esatto. il Dai, sasso. via, fai la domandina Veloce, veloce. Lucy. Sentito, ho l'appuntamento, cari amici, quindi dai, Lucy, fai la domanda perché ormai la Tania è in ritardo, lo so, ma ormai è troppo tardi. Facciamo sta Mi domanda. raccomando, se scrivete le domande, non andate a farvi i fatti vostri, poi venite a vedere se per caso vi stiamo rispondendo. Dovete restare lì, così rispondete Lucy, la fai subito. sta domanda, dobbiamo chiudere. Ok, la Lucy non ha fatto domanda. Rispondiamo alla Tania. Allora, vediamo, è l'ultima domanda, quindi Lucy vediamo sarà questo per... miglioramento economico, se ci sarà. Allora, Tania, vediamo un po' la domanda. No, Lucy purtroppo non possiamo più rispondere perché la Tania si è messa e tu ci hai messo... Allora, andiamo. Allora, frutti da un investimento, vediamo se c'è la raccolta di questi frutti. Lucy, tornerai martedì alle 21:15? Lo so, purtroppo con le dirette c'è questo tempo. Ok, bene. Allora, Tania, resta in linea perché ti faremo domande. Che tipo di investimento è? Sul Bitcoin, in banche, certo che sei investito il credito svizzero. Aiuto. Insomma, non c'è poco. Va bene, intanto guardiamo le indicazioni delle Sibille, poi vediamo un po'. Per la Tania, vediamo se ci sono i frutti. È un po' dura, ma qualcosa... Sembrerebbe che ci sia qualcosa, vedi? Il meneo, un po' segreto questo investimento. Cosa ha fatto le cose di nascosto? Fammi un po' vedere. Mercato indiano, vediamo un po'. Cos'era? Traffico di armi? No, sto scherzando. Non è che c'è il il militare. militare, vediamo un po'. Allora. Beh, il passato sembra interessante, il presente, vediamo un po'. Ma insomma. Topolotto, io devo andare per questa multinazionale, sì, quindi purtroppo rispondo vi lascio alla Hilde, mi raccomando, trattatela bene, perché purtroppo ho d'accordo. un consulto allora bene, veniamo dunque a noi, Tania. Diciamo che il rischio che già in passato siano venute delle piccole perdite o la paura di perdere occasioni oppure effettivamente i soldi dell'investimento c'è già stato. Evidentemente la carta della giovane fanciulla dà l'idea di un mercato un po' instabile o giovane, quindi in procinto di futuri sviluppi, e che probabilmente ti è stato indicato come un potenziale su cui effettivamente muovere dei capitali. Attualmente è un po' ferma la situazione, vedi che c'è prigione e donna di servizio, e anche le situazioni sembrano molto altalenanti. L'indice di instabilità è ancora più forte con la carta dei deliranti, quindi non vedo grandi cose nell'immediato. Nel prossimo futuro, tra l'altro, con vedovo, donna maritata e ammalato, mi sembra un po' difficile che le notizie che arrivano siano positive. Anzi, ti dirò che è probabile che comincerai a pentirti di aver investito lì, in quella direzione, salvo poi una ripresa di questi mercati o comunque di questi investimenti. Però sai, devi essere, come dire, io non so se tu poi se hai agito in borsa, allora avrai una parentesi per recuperare, avere un guadagno, ma se aspetti troppo, purtroppo non la vedo molto positiva, perché è come se il mercato avrà un improvviso crollo, quantomeno quello su cui hai investito tu. Quindi hai una parentesi, poi non appena senti aria di rialzo o qualche miglioria, non perdere tempo pensando che salga ancora.
ok? Che migliori ancora. Devi investire, cioè devi disinvestire più in fretta che puoi. Appena c'è l'area di ripresa, ora c'è molta instabilità, ci sarà una ripresa, vendi subito o comunque recupera subito il tuo investimento, anche se magari non è proprio il tipo di guadagno che contavi di fare, perché poi c'è il nemico e la disgrazia, e quindi se avrai troppa, come dire, troppa gola, poi non prendi niente, mi raccomando. Bene, io con questo concludo la diretta, anche perché ormai il Marietto effettivamente ci ha lasciati per questo appuntamento importante, quindi vi ricordo che torno martedì alle 21:15, se non sono riuscita a rispondervi approfittate della prossima opportunità, se invece volete un consulto professionale, vi ricordo che sia il Marietto che la sottoscritta riceviamo un suo appuntamento, il numero del Marietto scorre dall'inizio della serata, il mio lo trovate senz'altro nei miei canali, nel mio canale YouTube, ma anche sul sito, quindi se desiderate un appuntamento privato, vi ricordo 20 euro, 40 minuti, 40-45 minuti. Grazie di cuore a tutti, buon proseguimento di serata, a martedì alle 21:15. Ciao!